Ciao ragazzi, come ben sapete il cibo è una delle eccellenze che fanno apprezzare e amare l'Italia in po' tutto il mondo. La pizza, gli spaghetti, il formaggio, il vino, molti altri prodotti, tra i quali spesso ci si dimentica di un altro preparato molto semplice che richiama la cultura mediterranea, ovvero la bruschetta, la fetta di pane, il filo d'olio, l'aglio e nella concezione classica il pomodoro con il basilico, anche se poi è la fantasia dello chef a farcire, come succede qui anche alla bruschetteria Redoro. Insomma, un sinonimo di gusto e di leggerezza che si può gustare prima o anche dopo magari una passeggiata alla scoperta di Verona, visto che siamo praticamente sotto l'orologio che immette nella centralissima Piazza Bra. Adesso vi dico alcune chicche di Piazza Bra. Partiamo dalla statua di Vittorio Emanuele II, il sovrano dell'Unità d'Italia. Fu eretta nel 1883, 5 anni dopo la morte del re. E dietro la statua c'è la Fontana delle Alpi, costruita invece un secolo dopo, nel 1975, a suggellare il gemellaggio tra la città di Verona e quella di Salisburgo. E questa fontana è anche chiamata Strucalimoni, perché le sue forme ricordano un po' uno spremiagrumi. E poi ci sono i palazzi, tanti palazzi che fanno da corollario a Piazza Bra, a partire da Palazzo Barbieri, che prende il nome dall'omonimo progettista, un palazzo che fu costruito tra il 1835 e il 1848, di cui tornerò a parlarvi più diffusamente. Sappiate solo che fino al 1819, al posto dell'attuale sede municipale, c'era un ospedale. Ma di tutto questo, altre perle che raccontano la storia di Verona, tornerò a parlarvi molto presto, perché Verona è ricchissima. Intanto mi gusto questa bruschetta. Pensate che questa, con pancetta e patate, si chiama Arco dei Gavi, quindi tutto torna a livello culturale. Bisogna apprezzarla la cultura di Verona, ragazzi. Bisogna apprezzarla. Ci vediamo presto. Ciao ciao.